Lutto in altopiano per un incidente sul lavoro dall'esito mortale costato la vita a Paolo Rigoni, noto imprenditore locale. L'uomo è morto in seguito a una caduta avvenuta in un cantiere di Via Maggiore a Roana, ma la dinamica e le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri e dello Spisal intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, Rigoni sarebbe caduto da un'impalcatura o da una scala, battendo con violenza il capo dopo un volo di alcuni metri. Subito è arrivata un'ambulanza del SUEM che l'ha portato nell'ospedale di Asiago, dove è entrato in codice giallo. Sulle prime sembrava essersi ripreso, tanto che all'ingresso in pronto soccorso era vigile e cosciente. Le sue condizioni sono però peggiorate rapidamente e l'imprenditore è deceduto poco dopo. Secondo alcuni la caduta sarebbe da imputare a un malore che avrebbe colpito Rigoni mentre si trovava nel cantiere. In ogni caso resta una situazione da chiarire in modo esatto. La salma è stata infatti posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria per fare luce su quella che resta una morte al momento senza spiegazioni. L'uomo era titolare assieme al fratello Elio dell'Alpi Tourist, una delle più importanti realtà immobiliari dell'altopiano dei 7 comuni, impegnata nella costruzione e nella vendita di immobili nel comprensorio. La famiglia è molto nota e stimata in zona e la figlia Marzia ricopre il ruolo di assessore nell'amministrazione comunale di Roana. La notizia della morte di Paolo Rigoni si è subito diffusa in tutta l'area altopianese, destando grande dolore e cordoglio.